L'azienda Benanti nasce 30 anni fa, quindi nel 1988, e da allora è radicata sull'Etna. Quindi siamo tra i pionieri dell'Etna di eccellenza, come ci viene riconosciuto. Il fondatore è mio padre Giuseppe Benanti e da alcuni anni siamo in carica io, Antonio, e mio fratello Salvino. L'azienda ha una sua sede come cantina e anche un vigneto sul versante di sud-est, ma in realtà nasce a nord, dove c'è ancora il vigneto importantissimo di Rovittello, a Milo sul versante est per i bianchi, Carricante, e poi anche a sud-ovest. Quindi è un'azienda che copre 4 zone diverse sull'Etna per vocazione e quindi un concetto, un messaggio molto elaborato. Il nostro è un mercato che per quantità e per posizionamento è ovviamente il mercato del più alto livello dal punto di vista della qualità dell'interlocuzione con il professionista, con il ristoratore, con il giornalista. Si parla di volumi contenuti e si parla di grandissima qualità. Di conseguenza c'è un'attenzione particolare a ogni aspetto del vino, c'è un'attenzione veramente altissima. Quindi la sfida è quella di rispondere sempre alle aspettative, la sfida è quella di essere sempre adeguati per qualità. Noi tra l'altro riusciamo a essere presenti, nonostante una produzione di nicchia di 160.000 bottiglie, a essere presenti in 40 mercati. 40 mercati, solo enoteche e ristoranti, più un importante mercato di privati, tutte controparti molto esigenti, e quindi è fondamentale, così come si parla di territorio, si parla di qualità dell'uva, si parla di qualità in senso lato, bisogna farlo anche nello specifico, e le chiusure, i tappi sono un argomento importante. Quindi ci troviamo proattivamente o in risposta a sollecitazioni dal mercato a parlarne molto di frequente. Oggi l'Etna DOC non consente altre chiusure, ma scherzi a parte, per noi è una scelta molto importante, perché innanzitutto è fondamentale che il vino in qualche modo continui a respirare, e è anche fondamentale per un discorso di percezione, di immagine, che la chiusura sia il sughero naturale, sughero monopezzo. E quindi noi ci vantiamo e ne facciamo anche uno strumento di vanto e anche di punto di forza dell'azienda, di avere solo tappi monopezzo di sughero della massima qualità. Quindi è un discorso tecnico di traspirazione, quindi di respiro del vino, è un discorso anche di punto di forza, di messaggio da dare e di percezione fuori. Per un'azienda è normale in parte anche diversificare un po' le sue forniture, ma devo dire con convinzione che sicuramente le chiusure Porto Cork, i tappi in sughero Porto Cork sono la nostra prima scelta, sono anche la nostra fornitura più importante, ed è ormai una scelta che si basa sull'affidabilità dimostrata in tanti anni, e quindi è una scelta consapevole, una scelta voluta. Credo che stiamo anche in parte, abbiamo anche fatto una scelta di recente per alcuni vini più importanti di utilizzare il tappo ND Tech, e quindi fondamentale la qualità. Porto Cork per noi, per il nostro enologo, per tutta l'azienda è sinonimo di grande affidabilità, di grande qualità, e quindi massima soddisfazione da entrambe le parti.